È iniziata la nuova stagione, ne parliamo con il direttore generale Giovanni Bolzan. Un punto fino ad ora, dopo i primi 20 giorni di preparazione, e con il nuovo campionato, è il campionato di Serie B. Sicuramente c'è una montagna ripidissima da scalare, questo campionato di Serie B. Il Vittorio Veneto ritorna nell'elite del calcio nazionale, con merito, perché al di là del secondo posto dell'anno scorso, ricordo che nelle ultime stagioni il Vittorio Veneto si è sempre piazzato, se non secondo o a un punto dalla promozione, quindi vuol dire che come società e come gruppo ci sperava e se lo meritava questo ritorno nel GOT del calcio nazionale. Sicuramente la sicurezza del ripescaggio è venuta solamente ai primi di agosto, quindi il lavoro è stato fatto in tempi brevissimi. Pensiamo e speriamo di aver operato bene, sia dal punto di vista tecnico con il nuovo mister e sia anche dal punto di vista di squadra, perché abbiamo cercato di fare su un gruppo consolidato e valido, di fare quegli innesti per reparto che riteniamo possano darci delle soddisfazioni anche in questa categoria. Come vediamo nelle immagini in sovrimpressione, questa mattinata è stata dedicata allo shooting fotografico, una parte divertente, così possiamo dire, mentre nella seconda c'è la partitella in famiglia. Sì, diciamo che al di là del lavoro settimanale, il fine settimana si è la settimana scorsa con il video promozionale per la campagna abbonamenti, ed oggi per tutta la parte mediatica fotografica che poi ci serve per l'arco della stagione. Prima uscita tra virgolette ufficiale, un incontro come caratteristica da sempre, un incontro casalingo contro la nostra Primavera, che anche lei è chiamata a un impegno gravoso e difficile, perché dovrà affrontare un campionato nazionale, ma con un gruppo che, ricordo, l'anno scorso ha sfiorato la storica finale scudetto persa soltanto ai calci di rigore, quindi un gruppo che comunque anche quello secondo me può darci diverse soddisfazioni, ecco. Un punto proprio puntualizziamo un attimo sulla prima squadra, sugli neoacquisti, spicca su tutti sicuramente Patrizia Caccamo. Sicuramente non devo essere sicuramente io a spiegare chi sia Patrizia Caccamo. Il curriculum, le presenze e soprattutto le reti fatte da Patti sono agli occhi di tutti. Abbiamo puntato su un cavallo sicuro, tra l'altro caricatissima e vogliosa di fare bene in questa nuova avventura. Era lì per smettere con il giocare a calcio, e la nostra proposta di fare un'avventura in un ambiente familiare e a misura di atleta l'ha convinta a sposare questo progetto Vittorio Veneto. Sarà un campionato a 12 squadre come l'anno scorso ovviamente, ma il campionato di Serie B è un'altra cosa quest'anno, gli anni scorsi, rispetto agli anni scorsi. Fra 15 giorni inizia proprio il campionato, poi ci sarà una prima fase di Coppa con il triangolare. Sì, campionato bello, ci sono delle realtà, e tecnicamente valido. Io penso che questo campionato di Serie B non sia tanto distante dal punto di vista tecnico dalla Serie A che abbiamo fatto qualche anno fa. Ci sono società e squadre storiche ed importanti. Speriamo che anche la piccola, tra virgolette, realtà Vittorio Veneto possa essere competitiva anche in questa categoria.